determinato, a tempo indeterminato. Buongiorno. Aggiungeremo 500 euro al mese per un massimo di 6.000 euro annui, che si vanno ad aggiungere ai 24.000 euro nel triennio, quindi un imprenditore ha uno sgravio di 30.000 euro nel triennio, cioè anche la regione contribuisce all'abbattimento al costo del lavoro. È un momento difficile e abbiamo bisogno veramente di politica, ma di buona politica almeno. Ci siamo già visti, Madonna, che memoria che ha, tutta la gente che vede. Di ascoltare, però non solo con le orecchie, no, anche con i fatti, perché per noi ascoltare ha un significato molto ampio. C'avevo paura. Allora, il primo supermercato che passa e poi acquisire la nostra azienda, andavano meglio con la 398 noi altri. Sì, la strada da imboccare, quella della professionalità, mamma mia. Siamo tutti pronti, no? Girando il mercato, ho alcuni ambulanti che mi riconoscono e mi dicono: ah, ma allora la Severa! Allora è vero che la Moretti gira tutti i mercati. Quando vieni qui a pranzo questa mia amica, abbiamo una soddisfazione grande e speriamo che succeda quello che deve succedere. Ma sedetevi pure vicino, occupate i banchi del Consiglio. Promuoviamo in Veneto la lotta più dura contro gli sprechi della politica. Sanità, per la quale i veneti pagano il ticket sanitario più alto d'Italia, è diventato un privilegio. Se ci fosse anche una buona politica affiancata agli ospedali, affiancata agli imprenditori, affiancata ai giovani, cosa sarebbe il Veneto? Ci devono mettere persone serie, se no non si può andare avanti. Quelli di prima, 20 anni, cosa hanno fatto? Io non sono di centrosinistra. E vale doppio questo. Però non si sa mai. Ragazzi, votate la Moretti e sapete che siete in una botte di ferro. Arriveranno 764 milioni di euro. Mi dici, secondo te, quale deve essere il metodo? I finanziamenti a pioggia no, i finanziamenti devono essere mirati, devono essere agli imprenditori che ne fanno richiesta. Una politica sobria, una politica che inizia a tagliare da sé stessa i costi. Ci sarà uno che avrà il coraggio di farlo una volta? Io chiedo oggi al popolo veneto di starci vicino e di darci la forza anche per cambiare il Veneto. Ma è possibile che uno non la lascia mai spontaneamente la poltrona? Io l'ho lasciata. Ditemi una cosa che lui ha fatto per la quale voi avete detto: sono fiero del mio governatore perché ha dimostrato di avere coraggio. Cioè la risposta è sempre uguale: il silenzio. Impossibile, è un'opinione. E spesso è l'opinione dei piccoli uomini che ti dicono così soltanto perché non vogliono cambiare. A maggior ragione noi dobbiamo andare tutti a votare.